Ben ritrovato direttore. Buongiorno a tutti. Sperando che la stagione ci assista, perché il freddo che stiamo patendo sto periodo... Sì, però insomma comincia ad andare un po' meglio adesso. Ci scaldano però le questioni politiche. La storia della legittima difesa. Mamma mia, è una roba... Raccontala tu, perché cioè, a parte che se scrivevamo una barzelletta veniva peggio. Sì, io poi devo anche confessare che ho letto l'emendamento, ho letto parte del testo e non ho capito niente. Ti rendi conto che sono mesi, anni, settimane, giorni di lavoro per questi non abituati a lavorare, che evidentemente si sono rotti le balle e hanno lasciato ai funzionari... Sono loro evidentemente che predispongono i testi, io però quando li leggo mi rendo conto che non scrivo in una lingua a noi conosciuta, non è italiano, è una lingua di ceppo non indoeuropeo, perché veramente si fatica a comprendere il senso di quello che si legge, e quando anche riesci a intuire qualche cosa ti viene da ridere, perché come dicevi giustamente tu sembra una barzelletta. La storia della notte, del giorno è addirittura grottesca, cioè se qualcuno viene in casa tua e con delle cattive intenzioni, che sia giorno, che sia notte, che sia l'alba o il tramonto, mi pare che cambi poco. Poi c'è anche una questione che mi lascia molto perplesso, che in sostanza è ancora il giudice che deve leggere il tuo stato d'animo, perché certo, si parla di turbamento, no? Tu sei di fronte a un ladro e se sei turbato e ti senti minacciato puoi reagire, altrimenti no. Ma com'è possibile sapere quando uno è turbato? Poi non tutti ci turbiamo alla stessa maniera. In sostanza è una legge che prevede ancora una interpretazione, direi arbitraria, del giudice. Perché arbitraria? Perché gli stati d'animo non sono verificabili oggettivamente. Prenderanno un perito, poi uno della difesa, uno dell'accusa, guerra di periti, anni, giochi vari. Cioè una legge che non capisce neanche un comune cittadino, viene affidata ad un giudice che per Dio ha le competenze e tutto quanto, però a seconda della luna del giudice può interpretarla in un modo o nell'altro. Ma soprattutto il giudice non può entrare nel tuo stato d'animo nel momento in cui hai compiuto, diciamo, l'azione di difenderti con un'arma da fuoco o con un bastone, è lo stesso. Io se alla sera, perché io rientro la sera a casa, non so, alle 9 o alle 10, mi arriva uno in casa, non so cosa pensare. Perché poi per entrare in casa mia deve forzare la serratura, deve compiere un'azione che mi pare possa costituire la cosiddetta violazione del domicilio. A quel punto tu cosa fai? Non puoi sapere se quello che è entrato in casa tua è armato, non è armato, se ha un coltello in tasca, una pistola nella giacca. Come fai a sapere questo? Niente, non puoi saperlo. Quindi ti spaventi e se hai un'arma da fuoco fai in modo di evitare che inizino anche delle violenze su di te, perché questo qui altrimenti entra, insomma, in sostanza per reagire bisogna che ti metta la pistola alla tempia, ma quando tu hai la pistola alla tempia non reagisci neanche più, stai fermo, immobile, perché hai paura che prema il grilletto, altro che mettere le mani in tasca a cercare la rivoltella. Insomma, siamo di fronte a una situazione così confusa che non sai come comportarti. Io perlomeno, che insomma ho superato brillantemente la quinta elementare, non riesco a capire che cosa potrei fare in una situazione di pericolo. È un paradosso, un avvocato difensore del ladro potrebbe arrivare a dire: ma quando è entrato era giorno, poi si è fatta notte. Stiamo giocando con le ore, con i tempi, ma stiamo giocando, adesso dico cavolate, però stiamo giocando con i sentimenti della gente, che ne è esasperata. Ma poi furti in casa, le irruzioni sono numerose. Cioè, ma sta roba che viene fuori dal Parlamento, ma cosa risponde? A che giochi risponde? Questi qui non capisco perché ci tengano tanto a salvaguardare il bandito, perché la sensazione è che se tu tuteli il bandito e molto meno chi si difende dal bandito. In sostanza, l'offesa è legittima, la difesa non sempre è legittima, e questo è un paradosso. Ecco, si arriva anche all'altro paradosso che Renzi, che è tutt'altro che scemo perché fiuta bene, quello lo sa fare bene, fiuta bene gli umori del paese, dice immediatamente dopo l'approvazione alla Camera, dice:
Ma qua dobbiamo cambiare le cose. Sì, a fare cose serie. Sconfessa i suoi perché dice ma che cazzo avete fatto? Cosa fate? La mia sensazione è che resista in Italia la mentalità che comincia nel 68 circa, no? Tanto per fissare una data. Secondo questa mentalità il ladro agisce in stato di necessità, cioè è un povero che per mangiare eccetera, è costretto, per i coglioni a me deve venire. Appunto, allora ha una giustificazione di tipo psicologico e sociologico. Mentre tu che sei nella tua casa, magari la villetta, no? che è tanto odiata dalla sinistra, la villetta a schiera, tu non ti puoi difendere perché in fondo anche se dai 2 o 3 mila euro, 2 anellini, 4 orologi al ladro, insomma tu continui a essere, non dico benestante, ma puoi campare, mentre il ladro poverino è costretto a fare il ladro per necessità. Questa è la mentalità. Invece il ladro è il ladro e noi non ce ne frega niente se agisce in stato di necessità, perché quando noi abbiamo delle necessità facciamo di tutto, magari lavoriamo di notte, ma non andiamo in giro a fare i ladri. A proposito di quelli che vivono nelle villette, ostaggio dei ladri, poi se poco lavorano in una grande città hanno tutte quelle ore di traffico, cioè sono dei condannati, sono dei disperati per far vivere i figli in mezzo al verde e poi si ritrovano con le sbarre così. Esattamente come noi in città. Assolutamente così. Senti, ma Salvini, no? Hai visto? L'altro giorno c'era il blitz alla stazione centrale. Sì. E lui era là col telefonino. Sì. La sera prima aveva dormito al Cara di Mineo. Non so quando c'era, appunto, e quando c'era alla Camera sto dibattito, era lì a far casino, l'hanno allontanato. Sì, lui è un globetrotter. Come fa? Ma soprattutto uno che si candida nella sua testa a governare il paese può avere queste provocazioni, questi comportamenti? Ci stanno, non ci stanno? Tu che dici? Secondo me questo suo modo di agire è la sua fortuna. La sua fortuna perché si mette in sintonia con il proprio elettorato e mi pare che l'elettorato di Salvini continui a concentrarsi qua al nord. Certo. Mi sembra velleitario andare a prendere dei voti a Napoli, per esempio, Napoli o comunque al sud, anche perché la Lega per anni ha sfruttato il cosiddetto antiterrorismo, che era molto più forte un tempo, ma rimane nella memoria questo atteggiamento nei meridionali e quindi quando tu gli vai poi a chiedere il voto dopo averli sfottuti non sono così contenti di dartelo e temo sia una battaglia persa. Che sia un po' una battaglia persa o comunque difficile da vincere. Però Salvini rivincerà il congresso perché a parte che si è fatto delle regole per cui vince, ma... Sì, ma a parte che è bravo perché scusa, ha preso in mano il partito al 3%, mi sembra di ricordare, forse era il 3,6, 3,7, no? Era veramente moribonda la Lega, è arrivato lui e siamo al 12-13, insomma, di fronte ai risultati io mi tolgo sempre il cappello, quindi Salvini sarà intoccabile. Ecco, ci sono state molte polemiche, ne facevo riferimento prima, relative a questo blitz in stazione centrale. Cosa è successo? Hanno preso anche la cavalleria e zoom, hanno controllato tutti. Non hanno trovato però praticamente niente. Certo, però cosa succede? Mentre, scusami, la sera stessa del blitz, Striscia la Notizia fa vedere le immagini di spaccio, degrado... truffe varie che si consumano alla stazione. Allora i truffatori o erano avvertiti o... Il problema è che un blitz non serve a niente, un blitz, ci vuole il controllo continuo, perché la stazione, non so, capita anche a me di andarci quando prendo il treno, è un casino infernale, c'è gente che fa la pipì nelle aiuole, addirittura li ho visti fare la pipì in Corso Venezia, insomma. Allora a quel punto lì il blitz serve così a, diciamo, controllare momentaneamente, ma poi c'è tutta la giornata, e allora se il territorio non lo controlla bene succedono dei pasticci. Tra l'altro quando arrivano orde di neri, migranti, non migranti, tu cosa puoi fare? Non hanno un alloggio, non hanno una disciplina, non hanno un reddito per cui sono costretti a spacciare droga, a fare queste cose, e allora il problema, come si diceva una volta, è a monte, nel senso che devi controllare l'immigrazione, che nessuno controlla. Però servono questi blitz perché passa il messaggio: occhio, non si può più star là a fare i lazzaroni, perché non dico che non servano, ma non risolvono il problema. Ma ne vorresti di più anche in periferia? O...
Sì, azioni così. Ma ci vuole, come dicevo prima, controllare il territorio. Ma perché la sinistra si è tanto arrabbiata? No, ma lì siamo di fronte a una manifestazione di stupidità per me incomprensibile, perché che il sindaco nostro Sala si irriti perché è stato fatto il blitz senza essere stato avvertito è addirittura ridicolo, perché l'ordine pubblico non dipende dal sindaco. Infatti tutte le volte che chi si rompe le balle perché c'è qualche problema di ordine pubblico dice non c'entro io, perché la prefettura è la non questura. c'entri, ciao. Perché deve avvertire? Poi il sindaco deve essere contento se la sua città viene controllata e viene bonificata, invece questo si è incazzato. Non solo, ma tra qualche giorno, non ricordo la data, faranno una sfilata organizzata dalla 20 maggio, me la ricordo io perché mi sono segnato, devo andare a vedere che cosa vanno a dire. Cioè, questi fanno un corteo, una manifestazione in favore dell'immigrazione, ma siamo qui che ci sforziamo per contenerla. Ma hai visto dove abitano? Hai visto dove abitano i promotori della manifestazione? Sono tutti sciuretti, attrici, attori, intellettuali, stanno nelle case lì in centro dove non vola una mosca. È chiaro che lì non vanno. E ci dicono accogliete ragazzi, sì, dai che siamo accoglienti, tanto li becchiamo noi. La cosa strana è che queste manifestazioni, questa propaganda pro immigrati arriva nei paesi da cui la gente parte e viene qui, e sono tutti convinti andiamo in Italia perché tanto lì ci accolgono, ci fanno festa, ci mettono in albergo, ci pagano la pensione, capisci che insomma allora noi saremo sempre invasi, invece bisognerebbe disincentivare gli arrivi e questo non viene fatto. Poi c'è un magistrato che sospetta che le organizzazioni non governative siano un po' complici degli scafisti e subito lo zittiscono. Ma evidentemente c'è qualcuno che sfrutta il mercato. No, però dicono che un magistrato deve... Allora, quelli che hanno usato intercettazioni, spazzature, di tutto, ci dicono che un magistrato deve parlare solo a fine dell'indagine. Ma non lo so, io ricordo che quando si trattava di indagare su Berlusconi sono state intercettate mignotte, ragazze, escort, tutte le intercettazioni del mondo sono state fatte e finalmente sui giornali. Non solo, ma anche i magistrati hanno sempre parlato, sempre, anche delle inchieste in corso, hanno fatto delle dichiarazioni, lo sappiamo. Poi parla il procuratore di Catania che fa presente che probabilmente c'è del marcio nel traffico degli immigrati e questo deve tacere, ma io non lo so. Tu hai titolato Il silenzio degli indecenti, perché questa scelta di titolo? Perché nessuno dei politici, nessuno di quelli delle autorità, eccetera, prendono posizione in favore del procuratore di Catania che vuole indagare sul traffico dei migranti. E allora qui sono degli indecenti, perché continua ad arrivare gente e nessuno assolutamente dice una parola. Sembra quasi che ci sia il timore di sospendere gli arrivi. Sì, quando invece la gente è esasperata perché si trova tutti i giorni a vivere in un ambiente infestato da immigrati che disturbano, che commettono dei reati. La Chiesa ci dice che siamo senza cuore e fa il suo lavoro. Sì. E per queste ONG o altre, non queste che magari colluse, altre ci ricordano che sono migliaia i morti e che continueranno ad esserci morti per colpa nostra. Ma sono stupidaggini queste. I morti, noi cosa c'entriamo? Io penso che la gente che viene in Italia ci venga perché sa che qui non trova resistenza, può entrare e fare quello che vuole. Dopodiché, siccome è così, continuano ad arrivare. Se noi fossimo rigidi, chiudessimo le frontiere, l'Europa ha chiuso tutto, chiudiamo anche noi. Non andiamoli a prendere addirittura a casa, perché noi stiamo facendo un servizio di taxi effettivamente, andiamo a prenderli a poche miglia dalla costa libica e ce li portiamo a casa. No, ma se no attraversano muoiono, dai. Ma vadano in Tunisia, vadano dove vogliono. In Tunisia te li buttano via. Dobbiamo tenerli noi, cioè non ha senso questa politica.
Cioè, facciano come credono, vadano in altri paesi, ma proprio qui in Italia tutti devono arrivare, ne arrivano migliaia ogni giorno e non si arresta questo fenomeno perché nessuno lo vuole, perché evidentemente c'è qualcuno che specula, perché quando arrivano i migranti qua, poi dove vanno nelle cooperative, nei centri di raccolta eccetera, non è che ci vanno gratis, lo Stato paga, certo, paga i gestori di questi luoghi. Sembra di sentir Salvini. Probabilmente sì. Tu parli per come la vede il popolo e per com'è. Salvini ha inventato sto linguaggio che è altro che non è altro che il linguaggio del bar riportato sì, ma il linguaggio colloquiale che usiamo tutti, non è che è un linguaggio, cioè diciamo, noi pensiamo che quelli che parlano in modo incomprensibile siano intelligenti, no, sono dei cretini. Per un po' di anni ci hanno fottuto, parlavano, non si capiva niente. E continuano. Io una volta non li rispetto e non li stimo, perché quando le idee sono chiare è chiaro anche il linguaggio. Eh sì, quella gente lì. Intanto la prima ONG indagata qua, scopriranno. Sì, sì, ma vedrai che non finirà qui questa storia, perché prima o poi esplode, anzi sta per esplodere.